Benvenuti, Bentrovati, amici, bentornati, Basta, bentrovati una volta. Allora, quindi... Allora, sarò monotono nel dire sempre le stesse cose. Cioè cosa? 85 pullman si trovano qui dove sulla li hai visti, circonvallazione 85 per venire pullman? qui da noi. Non è vero, ragazzi. Sì, sono tutti qui, voi non li sentite, anzi sentite. Applauso! Sentite, allora, oggi faremo delle ricette, sai, di quelle premurate. Sì. Dice, sono a casa, deve venire mio cognato e mia cognata. Devo fare una cosa in fretta. E c'ho solo 4 ingredienti. 4 ingredienti. Come li che fa? faccio? E che cosa c'ho? C'ho un pesce, dei fagioli, un porro. Sì. E come li faccio? E il prezzemolo. E che posso fare? Cosa posso fare? E allora noi andiamo a vedere cosa possiamo fare. Come possiamo assemblare? Innanzitutto, prima di tutto, prendiamo i fagioli. I fagioli, così, questi. Sono quelli nel barattolo, questi? Come sono? Quelli Oddio, del barattolo? potresti usare anche quelli del barattolo, se hai problemi. Mi dai un cucchiaio? Sì. Mettiamo Ecco. un po' di Sonolomanice. Sedano, carote e cipolla, sì, con un po' di olio. Ecco, faccio io? Vai. Ecco. Perfetto. E poi mi dai sempre quel cucchiaio con cui abbiamo usato SCC. Sempre questo, Così, eccolo. guarda che facciamo. E li andiamo a mettere in cottura, così. E metti i fagioli. In cottura. Li facciamo a questo punto, sì. Dobbiamo farli stracuocere e li lasciamo andare. Dai. Così, questo lo mettiamo qui per il momento. Poi siccome è una ricetta a base di pesce, però abbiamo diverse piccole formulette da fare. Guarda, mettiamo un'altra padella qui. Sì. Accendiamo qui, mettiamo qui. Oggi mi sa tanto che tu non assaggi, sai, vero? Ma non assaggio, ma chi l'ha detto? Stavolta ho parlato io con la direzione. Quando mai? Ma la direzione, ma no, ma quando mai? La allora la direzione ha detto, che oggi se vuoi assaggiare, al massimo puoi assaggiare solo un bocconcino a ricetta. E questo non vale solo per oggi, ma varrà per diversi giorni. Ma smettila. L'ho ottenuto questo. Non ci credo, ma che ho ottenuto? Scusa, dai. vai a parlare un attimo con Daniela. Vai, vai a vedere se è vero. Non è vero, l'ho inventato io, ma così ci cade. Daniela è d'accordo con me. Allora, che ti ha detto Daniela? Daniela, vabbè, andiamo avanti, dai. Hai visto allora che devi assaggiare una sola volta? Andiamo avanti. Procediamo a sfilettare questo fish. Sì. Come si sfiletta? Usciamo questo. Poi tagliamo questo. Stavolta... Così, parti dalla pinna. Stavolta la pinna è questa, comunque. E questa che cos'è? Testa, si vede pure, c'è No, questa non è una pinna, scusa. No, quella è una... Queste di qua, come tu sai, di solito noi non li buttiamo perché andremo a fare dei fumetti, ma in questa occasione proprio il fumetto non ci occorre. Non ci occorre il fumetto, per cui non ragazzi, solo andiamo a sfilettare questo nostro fish. Allora. E andiamo così. Prima di tutto leviamo queste lische di qua, così che ci tengono unito il pesce, the fish. Bene. Bene, vedi? Aspetta che tagliamo. Camorriem. La spina stai togliendo, che cos'è questa? Sì, la parte spinosica di catale. E poi andiamo a operare in questo modo, da questo lato, a fare il filetto del nostro pesce. Sì. Che questo pesce è circa una 60 di minuti. Che significa una 60? Un'orata. Un'orata. E sfilettiamo. Allora, quindi... Poi andiamo a sfilettare l'altro lato. L'altra parte. Del fish, così. Vedi? Vedi che sei bravo, guarda. Quindi addirittura si può sfilettare il pesce da soli. Così, certo. Basta guardare. E abbiamo fatto 2 filetti. Bravo. Così. Questo lo mettiamo da parte perché andremo a fare poi un fumetto per un'altra cosa. Lo sai come si fa il fumetto? Lo vuoi spiegare, per favore? Il fumetto praticamente si prendono gli scarti del pesce e invece di buttarli, voi che fate? Li fate cuocere con l'acqua. L'acqua, sedano, cipolla, carote. Sedano, cipolla, carote, patate, quello che volete voi. Mezza patate proprio no. Ci potete mettere. E poi che cosa fai? Se c'hai dei cubetti di ghiaccio, glieli metti. Il ghiaccio, che c'entra il ghiaccio? E le fai stringiare. Vabbè. Abbiamo tolto la parte di lisca da questo lato.
Vedi? Ecco, e abbiamo fatto questi filetti. Abbiamo fatto questi 2 filetti, Sì. così. Qua e qua. E stavolta la pelle la lasciamo. Ah, la Va lasciamo? bene? Sì, questa volta. Andiamo a controllare, lì ci dovrebbe essere un leva. La pinzetta? Un leva, sì, sì. Questa? No, va bene, ce lo facciamo. Guarda, c'è anche questa. È questa, guarda. è questa. E andiamo a levare che al centro ci sono delle rische. Passate il dito così, così le sentite. E questi sono i nostri 2 filetti. Ecco. Prendiamo il pesce, lo mettiamo qui. E lo mettiamo da parte per un attimo. Prendiamo il riso. Sì. Mi presti una forbice? Eccola. Voilà. Apriamo il riso che deve essere un buon arborio perché andremo a fare un riso pilaf. Pilaf, Com'è che la cos'è cottura il del riso pilaf? Innanzitutto accendiamo questa padella, mi dai un po' d'olio Eccolo. e brillantiamo un pochino di riso così, perché il riso sarà come se fosse un pane di accompagnamento. Ah, quindi come? Croccante? Così? Che vuol No, dire? guarda, No? faccio vedere. Non è Allora. altro che un riso in bianco. Un riso in semplice, bianco. semplice, guarda. Che andiamo a tostare. Quindi riso Così. saltato. Sì. No, è fermo però. No, saltato nel senso che l'hai saltato già, Andiamo giusto? a tostare in questo modo. Guarda che cosa facciamo. Prendiamo una teglia Sì. di questa e mettiamo il riso in teglia. Così, crudo Così come vedi, praticamente. dammi una brava, Tostato, già capito che appena volevo la tostato. Marisa. Così, guarda. E che Nel facciamo? frattempo, nel forno a qui gli diamo una mescolatina ai fagioli, che guarda come si sono squagliati. Vuoi già. mettere un po' d'acqua, no? No, perché Nulla. dobbiamo ti Deve faccio essere vedere. cremoso, Mi così. devi solo mettere un pochino di sale. Un po' di sale, sì. Ecco. Io intanto che cosa ho fatto? Basta, perfetto, e questo Ecco. possiamo spegnere. Nel frattempo Sì. io al microonde ho preparato un brodino con un po' sedano, carote, acqua e sale. Dai, un brodino che espresso. servirà a far cucinare il nostro riso, Bene. che sarà di accompagnamento a mo' di pane. Ecco, quindi. Però stavolta pensa che tu non potrai assaggiare tutto. Vabbè, Hai dai, ma capito? questo ancora non è detto. Mettiamo Allora, così. metti un po' Così. di brodo così a coprire Sì, 3 il parti, riso, devono no? essere 3 parti. Una parte di riso, 3 parti di brodo. E incredibilmente non ci dobbiamo preoccupare. Che dobbiamo fare? Lo devi mettiamo in rimettere là? Lo mettiamo in forno. Ah, lo metti in forno. 180 gradi, 20 minuti, ragazzi, giusto? Sempre 180 gradi, 20 minuti, sempre così tanto. Questo lo togliamo e guarda che cosa ti faccio. Prendo questo bicchiere, prendo il frullatore a immersione, Sì? guarda, lo montiamo il frullatore a immersione, eccolo qua, lo chiudiamo così, voilà, e guarda te, apriamo questo, intanto tu mi versi Che devo i fare? fagioli, I fagioli? nel bicchiere. Qui? Sì. Brava, 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 è brava. È brava, Ecco, signori miei. Pensate che non sono riuscita a salutare quelli che ci seguono. La nostra telecamera dell'ancoratura Dai, ma che centrale. c'entra? Ma ormai vai I primi avanti. piani delle nostre telecamere. La telecamera della artrosi cervicale. Vabbè, ragazzi, che devo fare? Anica! Tutte le saluto. Cioè, E capisci? poi chi ci toglie dai malanni? Lo zio Gianni. Brava. Metto la spina. Ecco. Va bene, così. Allora. E guarda che andiamo a fare. E andiamo a frullamente. Frullare questi fagioli che li abbiamo cotti semplici in fondo, no? Sì, noi li frulliamo, poi sai che facciamo? Che facciamo? Li setacciamo, Ah, capito? Li frulliamo, li setacciamo, Quindi però fai noi, tipo- noi l'abbiamo già fatto. fatti, brava. E quindi Per cui praticamente è questo tipo mettiamo una qui. vellutata di fagioli, che cos'è? Brava, una vellutata di fagioli che andremo a guarnire. Poi guarda, l'ho messo in un sacco Ah, apposta. è già fatto tutto, Vedi? ok. Perché ce Allora, l'abbiamo pronta. Passiamo adesso alla composizione del reale piatto? del piatto. Senti, ma il pesce manca, giusto? Sì, sempre in questa padellina dove abbiamo tostato il riso, guarda che ti faccio. Allora, Prendo un coltello e ti prendo una, così, che fai? Delle slide e di così. porro? Brava. E poi lo porrò qui. E lo metto qui, guarda. Ecco, così. Così com'è. Mentre il porro si porrifica, Sì, porri... posso fare la rima? La rima falla della giù, pubblicità. l'hai preparata Dai, la dai, rima? Fai sì. la rima, dai. Allora, faremo un'orata con il porro
A voi i consigli per i consigli. Ma non c'entra niente. Non c'era? Ma che rima è, raga? Non ce la fa. Pubblicità. Ci saranno un giorno o l'altro parecchi migli. Non ne azzecca una, raga. Consigli per i consigli. Però va bene. Non è nesso, non c'è il nesso. Ok, andiamo Allora. a preparare il piatto, che lo prepariamo in questo modo. Ci serve del prezzemolo, Sì? che lo andiamo a tritare in questo modo. Vedi che bellino, che ballino. Eh sì, nel frattempo che abbiamo fatto? Abbiamo messo la carta forno? Abbiamo fatto vedere come si fa a arrotondare vabbè, la certo. carta forno. L'abbiamo fatto, questo è il prezzemolo. Mi dai un profumo di aglio, per Eccolo favore? qua. Eccolo. Aglio! Perché si fa male, giusto? È così. Se si fa male è così. Ecco fatto. Questo lo mettiamo di qua. Vogliamo un profumo, non vogliamo molto Poco aglio. poco, quindi prezzemolo e un tocchettino di aglio. Proprio poco, vedi, così. Qui. E ora la signoria vostra mi andrà a mettere Che dell'olio. devo fare? Un po' di olio? Un po' di sale e la regina del pepe. Ecco, guarda, c'è un pezzetto di buccia di aglio. Allora, quindi Dell'olio. facciamo... Del sale. Va bene così, olio, ne vuoi ancora? Un altro Perfetto. po'? Un altro po'. Ok, così. E facciamo del pepe. E la regina del pepe. A questo punto, mentre tu hai fatto questo bello E lo sbatto intingolo, così con la forchetta, no? sì, certo, io prendo dell'olio, lo metto qui e pongo a cucinare il nostro, mi dai una pinza? Guarda che capolavoro, che devi fare? E mettiamo a cucinare il nostro branzine. Ecco, la nostra orata, così, con un po' d'olio. Orata, giusto, nostre 60 minuti circa. Ecco. Lo stiamo cucinando. Però noi lo cuciniamo, ma Sì. non andremo a No. comporre il piatto. No. In che Va senso, bene? no? Lo componiamo dopo. componiamo per cui dopo. togliamo questo. Così. Diamo una cottura. E stavolta sai che faccio? Che fai? Non metto neanche quel piccolo pochino di zesti di limone per un motivo semplice. Perché? Perché siccome ci sono i fagioli, c'è il riso, c'è il porro, cerchiamo Lo di... lasciamo semplice. Così, Senti, ma il semplicissimo. porro ho visto che l'hai fatto tostare Hai praticamente visto in che quella bellino? padellina, Sì, no? così, E adesso che si semplicissimo. fa? Si lascia Dopo, così? Poi appena il piatto è pronto andremo a prontare. Lo vedremo dopo. Allora, Così. quindi giriamo la nostra orata. Così. Mi dai un po' di sale per favore? Certo. Messi Eccolo. poco. Come vedi il piatto è veramente semplice. Veramente semplice. Lo mettiamo da un lato Ok. solo. Rigiriamo perché ci facciamo fare un po' di crosticino così. E guarda che facciamo. Che facciamo? Prendiamo un Coperk in this way, così. Facciamo un po' da cocotte. Ah, lo metti proprio, lo fai... Facciamo un po' da cocotte. Così. Capito? Ecco. E abbiamo fatto queste nostre cotture. Sì. Adesso un secondo, diamo una pulita serve qui un e partiamo attimino. alla seconda preparazione. Allora, innanzitutto Allora, tolgo questo. Dai, il pesce è pronto. Perché lo comporremo dopo. Lo sistemiamo dopo e andiamo con la seconda ricetta, giusto? Esatto. Intanto facciamo un recap della prima. Abbiamo fatto la crema sono di fagioli, convinto, che sì. era in un pentolino, abbiamo messo sedano, carote e cipolla, soffritto, fagioli. Scusa se ti interrompo. Intanto adesso sapete che faccio io? Ma che Lo dico fa? qui a voi perché lei certe cose non le capisce. Nel frattempo sono io ho qua, fatto vedi che ti un sento. impasto Ma che impasto a hai fatto? base di farina, acqua, sale e olio di semi e bicarbonato. Basta. E che hai fatto? La Andiamo pasta? a fare Che la cos'è? seconda ricetta. Parla. Ma che continua. c'entra? Se mi interrompi mentre parlo. continua. Allora, vediamo allora la seconda ricetta, Continua dai. se sei capace, dai. Abbiamo fatto questo, la vellutata di fagioli, poi abbiamo fatto questo che è riso Pilaf. al forno. Pilaf. Pilaf, non lo so che vuol dire ragazzi. Si Pilaf. chiama così, pilaf. Perché pirofila? Riso Perché? pilaf e la cottura si chiama così, come si chiama brustolito, come si chiama alla greca. E Vabbè questo è ragazzi, il pilaf. riso pilaf e l'orata. Vediamo poi che cosa farà. Una sessantina di minuti. Vabbè, poi ha fatto questo impasto, non so che ha messo, che ha detto, farina. Farina, Acqua, sale, farina, sale. olio di semi,
è un pizzico di bicarbonato. Beh, un impasto normale che aveva... No, ma la cosa di questo impasto sarebbe faremo una schiacciata. Una schiacciata. Ma la faremo in padella. Buona, ragazzi. Non si inforna, va bene, capito? quindi, ma il bicarbonato perché aveva... Allora, il diciamo, bicarbonato non perché aveva acidità, come tu acidità? stavi per dire No. chiaramente. Il bicarbonato serve a fare da agente lievitante. Capito? Capito? E non mettiamo lievito, siccome è una cottura immediata e tu sai che il lievito deve spanzare, come si suol dire, capito? Invece noi questa la facciamo così, guarda. Così, allora. Così come è. Come è, guarda. Allarga, 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 allarga. Come vedete l'impasto avrebbe dovuto riposare un pochino di più, ma noi nella televisione abbiamo questi tempi, giusto? Quindi? È giusto, Desiree, certo. che in televisione noi abbiamo questi tempi. Lo potevi giusto? fare prima, giusto? Hai ragione, Venivi stamattina Desiree. presto e lo facevi. Dammi sotto, Desiree, io con te non lo faccio questo. Scusa, Quando tu non fai niente in cucina io non lo ma dico. chi l'ha detto, E ragazzi? non lo Se non direi fosse mai per questo. me e Flavio qui dentro, ragazzi. Niente. Assassina. Così ci avviciniamo. Mettiamo ancora della farina qua così, che si chiama, questo in gergo tu lo sai come si chiama, no? Lo spolvero. Bravo. Oh, c'ha lo spolvero, lo sapeva. O spolverino, quello là che vi mettete. Sì, lo spolverino era un cappotto antico, tu ricordi? E poi perché si chiamava spolverino? Non lo so. Spolverino, non lo so. E allora, prendiamo questa patata che abbiamo bollito precedentemente. Qui che c'era l'impasto, lo usiamo e tagliamo la patata così, guarda. Delle fette di patate. Così, a fette. Così. Mi metti dell'olio? Vuoi qui? Sì, dell'olio. Ecco. Grazie. Del sale? Grazie. Metto. Sale. C'è del rosmarino? Vado. C'è del rosmarino. Abbiamo quell'aglio, sedano e cipolla? Vabbè, non puoi fare niente allora, tu Dai. scusa. Qua. Sedano, aglio, Questo? sedano e cipolla? Eh. Eccoci qua. Mettiamo così e arriminiamo. Arriminiamo. E cominciamo. Prendiamo del bacon. Il bacon, vai. Il bacon, così, guarda, uno, lo mettiamo qua, 2 e lo mettiamo qua, 3 e lo mettiamo qua. Perché tu mi hai detto che la vuoi fatta rotonda, io cercherò di farla rotonda. Come la fai rotonda? La E ora chiudi? vediamo, Gemma. E questo lo mettiamo qua. Quindi, bacon, Poi andiamo a mettere the potatoes. patate condite così come se fosse un'insalata di patate, che ne Brava, so. così abbiamo sapore. Giusto? Se no senti la patata, Senza niente. senti che piuccia. Giusto? Qua e qua. Eccola. Sì. Questo lo possiamo togliere, cara, ti ringrazio. Certo. Poi della buona Scamorz. Così, così. Non toccare, sai. Non toccare. Non ti permettere, sai. Ah, un pezzettino. No. No? No. Guarda, l'ha tagliate proprio precise. Ecco. Sei un tirchio. Andiamo a chiudere questa meraviglia qua. Ah, chiudiamo ecco così, come la la fai. chiudiamo Fai così. un... Bello, fai una specie di sacchetto? Aspetta, sì. E allora, prima di tutto la chiudiamo in questo modo. Deviamo Bravo, questa non me parte l'aspettavo, sai? eccedente, giriamo Ma e guarda un facciamo po', così. ma guarda che maestro. Guarda. Ma il tuo desiderio per me è stato fondamentale, capito? Apriamo così. Bella, Prendiamo bella. la padella. E la fai in padella? Dai. Ti ho detto che la facciamo in padella. Pazzesco. Accendiamo. Mi dai un piatto di quelli rotondi che sono là, guarda, là? Ecco qua. E questo per il momento lo mettiamo qua. Perché Ecco. abbiamo detto che dobbiamo uscire con tutte le preparazioni. Dai, allora, perfette. quindi, La padella che vuoi nel fare? Vuoi frattempo- tornare al primo piatto? Sì, torniamo al primo piatto. Sempre un secondo per pulire e siamo da voi. Un Organizziamoci. secondo. Allora, Allora. metto la bella schiacciata la pizza in padella. Così. Così in padella, express. Dai. Ok, e la lasciamo Ok. cucinare.
Poi andiamo a preparare il piatto del Il pesce, allora. Il pesce è qui, bello fumantino. E lo prepariamo. Guarda che facciamo, Desi. Prendiamo un bel piatto rettangolo. Così. Sì. Tu con una forbice mi devi gentilmente tagliare questa punta. Ecco qui. Qua, va Sì. bene? Ecco. Perfetto. Questo livello. E facciamo così, guarda. Così. Bene, quindi facciamo questo disegnino con questa Questo crema di disegnino di fagioli qua. che abbiamo preparato. Perfetto. Ridammi il sacco a poche, così. Eccola. Eccola. Prendiamo il porro. Questo porro semplicemente così rosolato, diciamo, Semplice, giusto in semplice, padella. così. In padella. Ecco. Allora, Questo, stiamo componendo il primo piatto. Mi dai questo. Andiamo a mettere il nostro filetto di pesce così. quindi così, Così. sui fagioli. È Su pronto? questo. Aspetta. Ah, Mi abbiamo dai il riso la bagna, adesso. la bagna. Cos'è la bagna? Questo? Questo? Cosa vuoi? Un pennello? No, un Un cucchiaio. cucchiaio? Aspetta, prima facciamo il riso. Vedi, certe volte non sembra, ma c'hai ragione. Io non riesco neanche a crederci. Qui. No. Così. Questo lo spostiamo. Ecco. Vediamo questo su, così. Mamma mia, che sciccheria, ragazzi. Ma che Un cos'è? cucchiaio. Ecco. E questo è il nostro famoso piatto con 4 ingredienti, abbiamo detto, solo 4. Solo 4. E lo andiamo a posizionare qui. Lì, eccolo. Così. Sistemiamo e usciamo il secondo piatto. Dai. Dai. Lì sotto c'è la nostra pizza. La nostra fatta cos'era? in padella. Ecco, Guarda che che meraviglia, bella. guarda, bellissima. Guarda che bella, guarda che bella. La pizza fatta in padella. E la mettiamo qui. Vedi che le rime le sai fare. Hai visto? Bellissima. A questo Pronti, punto, ragazzi, l'assaggio. ma deve essere un assaggio minimo. Ma un assaggio minimo? Minimo. Vabbè, Di una sola porzione. Questo è il riso pilaf. il riso, È il riso così che senti, è bianco. buono. È un accompagnamento Riso bianco. di pane. Il pesce. Con il fagiolo. No, lo puoi lasciare, No, quella si è lascia? croccante, sì. Allora, Se no l'avrei levata prima. il pesce e il riso. E un Tutto po', insieme? e un po' di fagiolo. Un po' di crema di E fagiolo. un po' di fagiolo. Così. Io il riso non l'avevo preso. Dimmi. Non l'avevo preso. Com'è? Come diciamo? Pensa solo a mangiare. Abbiamo buono. detto uno. Se vuoi un po' di porro con il riso, Si può? Questo si può assaggiare? certo. Si mangia questo il porro? No, si buttano queste cose. Così il porro? Ricordati che tutto quello che è nel piatto è edibile. Mettici un po' di fagioli, per caso. Senti bella croccantezza. Avevamo detto un solo assaggio. Beh, il riso, ragazzi, è leggero, no? Lo tolgo io. Buono. Per me e per te no. Buonissimo. Ecco. Allora, Ti faccio assaggiare un pezzettino di questa. Così. Ma hai visto? Fatto in padella, veloce. così, espressa, veloce veloce. Pochi ingredienti, in padella. E dai. Ecco qua. Mamma mia, ragazzi, quelle patate, me l'ero scordato, quelle patate. Anche questa volendo, le patate, cioè leggera. Pochi ingredienti e abbiamo fatto tutto. Farina. Una cena veloce, buona, Che gli vuoi dire? niente. Che lo vorrei assaggiare, ma non posso. Gli vuoi dire qualcosa? Però avevamo detto di meno, tu stai assaggiando in maniera esagerata. Però ti devo dire che poi mi Ci vediamo alla ispira prossima. il profumo, i sapori. Quiz, chi c'è dietro Desiree? Non lo indovinerete mai. Orata, fagioli, porri e riso pilaf. Per il riso pilaf
100 g di riso, 300 g di brodo vegetale salato, 2 filetti di orata, 200 g di fagioli cannellini, finocchietto quanto basta, mezzo porro, olio evo, sale e pepe quanto basta. Schiacciata in padella. Per l'impasto 300 g di farina zero, 200 g di acqua, mezzo cucchiaino di bicarbonato, 20 g di olio di semi, 7 g di sale. Per il ripieno 2 patate bollite grosse, 5 fettine di bacon,